Sapete, ci sono dei luoghi, delle location che ti rimangono veramente nel cuore. Guardate che gioiello che io personalmente l'ho scoperto proprio poche settimane fa, quando sono stato ospite di Castelfranco Veneto. Dir la verità, l'ultimo mese di viaggiando per me è stata veramente un grande piacere, grandi scoperte. Ho ritrovato e riscoperto la bellezza di Treviso, che abbiamo tra l'altro riproposto anche la settimana precedente, la settimana scorsa, e ho visto per la prima volta Asolo, questo borgo veramente incantevole, e sono stato a Castelfranco Veneto. Sapete, questo sono l'obiettivo per cui 8 anni fa abbiamo iniziato viaggiando. Ci sono talmente tanti gioielli e tante cose belle vicine a casa nostra che molto spesso andiamo dall'altra parte del mondo e poi magari a meno di mezz'ora, 40 minuti da casa nostra abbiamo dei luoghi che sono veramente incantevoli. Anche oggi in questo speciale vogliamo ripercorrere il nostro ultimo mese di permanenza e nel dettaglio oggi andremo ad Asolo e Castelfranco Veneto. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Abbiamo detto, la provincia di Treviso è ricchissima da un punto di vista storico, dal punto di vista enogastronomico, ricordiamo le valli del Prosecco, e da un punto di vista culturale. Noi nelle settimane scorse abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di vedere assieme e scoprire un borgo veramente unico ed inimitabile, Asolo. E per iniziare il nostro viaggio ho il piacere di incontrare Loredana Baldisser, sindaco di Asolo, tra l'altro sindaco donna, un immenso piacere, e giovanissima. La solita domanda di rito: quando noi andiamo per la prima volta alla scoperta di un nuovo luogo, che proponiamo una nuova meta, perché un nostro telespettatore deve scegliere questo borgo? Tra l'altro io l'ho detto nelle pressiche, secondo me meraviglioso, per un'escursione oppure per passare proprio dei giorni di vacanza? Beh, innanzitutto un buongiorno a tutti. La domanda che mi viene sempre fatta appunto è proprio questa: perché venire ad Asolo? Asolo è un comune di 9.300 abitanti, quindi non è un comune grandissimo, però nonostante tutto è un comune che è conosciuto in tutto il mondo, è una città conosciuta in tutto il mondo perché ha delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e culturali conosciute in tutto il mondo. Proprio dal punto di vista culturale abbiamo la possibilità di annoverare qui ad Asolo tantissimi personaggi che hanno o soggiornato o proprio abitato qui ad Asolo perché si sono innamorati di Asolo. Tra i quali, tra questi personaggi, ricordiamo Hemingway, ricordiamo Browning, ricordiamo fondamentalmente Malipiero, Pietro Bembo, e poi le 3 donne che hanno reso proprio grandissima Asolo, quindi Caterina Cornaro, regina di Cipro e signora d'Asolo, Eleonora Duse e Freya Stark. Qui dietro di me c'è il castello, proprio chiamato il castello della regina o castello di Caterina Cornaro, dove Caterina Cornaro, una volta arrivata ad Asolo l'11 di ottobre del 1489, insediò proprio la propria corte qui ad Asolo. All'interno della corte di Caterina Cornaro annoveriamo personaggi del calibro di Lotto, Giorgione proprio, e anche appunto, come dicevo prima, Pietro Bembo. All'interno di questo castello poi troviamo un teatro che nel 1934 venne intitolato proprio alla divina Eleonora Duse, altro personaggio importantissimo, attrice di fama internazionale conosciuta appunto in tutto il mondo, e che volle proprio essere sepolta qui ad Asolo nel cimitero di Sant'Anna, e vicino proprio alla tomba di Eleonora Duse troviamo poi anche la tomba di Freya Stark, un'esploratrice e una scrittrice inglese che anch'essa, una volta arrivata qui ad Asolo, ha amato talmente tanto Asolo da appunto acquistare una casa e vivere proprio tantissimi anni qui ad Asolo.
tanta arte, tanta cultura, però anche dei paesaggi veramente molto belli, e poi in queste zone si mangia veramente bene. Assolutamente sì, si mangia bene e anche si beve bene. Ricordiamo che siamo circa 2 anni fa, abbiamo anche avuto l'onore di avere una DOCG, l'Asolo Prosecco DOCG, quindi si beve bene, si mangia benissimo, quindi vi aspettiamo anche per questo, e poi Asolo anche per le passeggiate romantiche sotto i portici fa anche la sua figura anche in quel senso. Sindaco, io la ringrazio, e a questo punto, dopo questa premessa, dopo tutta questa presentazione, è arrivato il momento di scoprire assieme a Asolo. La nostra guida turistica per quanto riguarda la visita qui ad Asolo è Francesca Zuccolotto, operatrice turistica, si occupa di incoming qui nella zona, e ci troviamo in questo momento proprio nel castello. Abbiamo avuto questa bellissima presentazione di Asolo della vostra giovanissima sindaco, e partiamo proprio dal castello di Asolo. Vogliamo raccontare appunto Asolo, e naturalmente un po' il fil rouge di tutta la puntata vuole essere anche parlare delle 3 donne che hanno reso Asolo celebre in tutto il mondo. Certo, infatti questo è il castello meglio conosciuto come il castello della Regina Cornaro. La Regina Cornaro era di nobile famiglia veneziana e fu data in sposa proprio a Giacomo II, re di Cipro, più che altro per dei motivi economici, in quanto la Repubblica Serenissima doveva mantenere il controllo dei flussi economici nel Mediterraneo. Purtroppo la Regina Cornaro ebbe delle tristi vicende nella sua vita, infatti sia il marito che il piccolo figlio morirono molto presto e si ritrovò sola su quest'isola, per cui il doge decise di riportarla in patria, donandole proprio la signoria di Asolo. Per questo, l'11 ottobre del 1489 arrivò qui ad Asolo con una schiera di 80 servi al suo cospetto e si insediò in questo castello, facendo vivere ad Asolo un periodo di forte splendore, soprattutto dal punto di vista artistico e culturale. Ecco perché il castello, nonostante sia stato costruito 4 secoli prima dell'arrivo della Regina Cornaro, ancora oggi viene proprio chiamato il castello di questa regina, di questa grande donna di Asolo. Avevamo parlato anche con il sindaco poc'anzi del bellissimo teatro che ospita questo castello. Sì, oggi al suo interno abbiamo il Teatro Duse, teatro sempre intitolato alla seconda grande donna di Asolo, un teatro che però risale al 1700, rifatto verso la fine del 1700 e poi nel 1930 dichiarato inagibile, e proprio per questo motivo venduto ad un mercante statunitense, per cui il teatro venne completamente smontato, un teatro molto bello, denominato anche la Piccola Fenice proprio per gli ornamenti interni, e fu trasportato in Florida a Sarasota, dove oggi è stato ricomposto e si chiama appunto Teatro Asolo. Quello che noi oggi vediamo invece è una nuova costruzione del 1930. Da questa posizione non si può non ammirare la splendida rocca proprio di fronte a noi. Sì, certo, è sicuramente l'emblema, l'immagine simbolo di Asolo, una rocca dalle origini un po' incerte e anche misteriose che sorge proprio alla cima del Monte Ricco. Originariamente una fortezza medievale costruita per difendere la città, ma usata nel tempo anche come lazzaretto e come rifugio proprio per la popolazione asolana. Siamo in via Canova e alle nostre spalle possiamo vedere questa casa rossa che è la casa di Eleonora Duse, la seconda grande donna di Asolo. Eleonora Duse è stata una delle più grandi attrici teatrali di fine Ottocento
e nacque figlia d'arte, nacque a Vigevano proprio nel 1858 e soggiornò per molto tempo a Venezia. Da lì conobbe la realtà di Asolo, venne più volte ospite di amici qui ad Asolo finché decise di acquistare questa casa. Purtroppo però non riuscì mai ad abitarci all'interno in quanto morì in una sua tournée in America, precisamente a Pittsburgh nel 1924. La casa comunque rimane intitolata ad Eleonora Duse e all'esterno si nota anche una lapide proprio lasciata da Gabriele D'Annunzio e a suo ricordo. Gabriele D'Annunzio era il suo amante e come a Venezia abitavano uno di fronte all'altro del Canal Grande, anche qui ad Asolo i loro soggiorni erano molto animati dalle liti tra i due amanti. Infatti Gabriele D'Annunzio soggiornava da un amico pochi metri più in giù rispetto a questa casa. Ultima particolarità, si vede proprio il balcone della sua camera che sovrasta l'arco di entrata della casa e quindi l'arco di entrata anche della città, rivolto verso il Monte Grappa che lei tanto amava e verso il quale voleva sempre avere la sua vista. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are. Sapete, Asolo è un luogo veramente dove non si può non venire almeno una volta per un periodo di vacanze oppure semplicemente per una gita fuori porta. È vicinissimo a Castelfranco Veneto, a circa mezz'ora da Treviso, 20 minuti da Bassano del Grappa, quindi in un punto veramente strategico. Continua la nostra scoperta sempre con Francesca Zuccolotto, operatrice turistica della zona. Alle nostre spalle è il Duomo. Sì, il Duomo che è uno dei monumenti più importanti di Asolo, proprio per il potere che ha rappresentato nella storia. Infatti Asolo è sempre stata sede del Vescovado fino al 969, quindi un punto molto importante anche nella vita diciamo cristiana del territorio. Il Duomo, che oggi è detto Cattedrale di Santa Maria Assunta, ha un'impronta di stile romanico e la facciata che noi vediamo oggi è una facciata che è stata rifatta nel 1747 dall'architetto Massari, che qui ad Asolo operò su diversi monumenti, tra cui anche il palazzo, oggi sede del municipio, e Massari è conosciuto soprattutto perché è autore di Palazzo Grassi a Venezia. All'interno il Duomo conserva oggi alcune opere molto importanti, ne citiamo principalmente tre: la fonte battesimale donata dalla regina Caterina Cornaro alla città, tutt'oggi ancora utilizzata per i battesimi, e due quadri. Il più importante è l'Assunta del Lorenzo Lotto e un'altra Assunzione sempre di Jacopo da Ponte, artista locale. Mentre alla nostra destra vediamo la Loggia del Capitanio, anche questo un punto fondamentale della città fino all'inizio del Novecento, poiché tutta la vita politica e giurisdizionale della città veniva fatta sotto la Loggia del Capitanio, mentre al primo piano nel Palazzo del Capitanio troviamo gli uffici amministrativi della vita politica asolana. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a science apart.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, sempre da questo teatro splendido che si trova in centro a Castelfranco, ed è proprio Castelfranco Veneto protagonista in questa seconda parte di questa puntata speciale, dove vi voglio ricordare stiamo ripercorrendo il nostro ultimo mese di programmazione. Ho il piacere di avere qui a fianco a me il sindaco di Castelfranco Veneto, Luciano Dussin, nel quale io voglio subito partire con un ringraziamento. Per me è stata veramente un piacere, una scoperta venire qui a Castelfranco, e devo ringraziarla per la grande ospitalità, perché sì, Castelfranco è bellissima per le mura, per questo gioiello che tra l'altro ci sta ospitando da 2 settimane per realizzare queste... Ma c'è anche un'ospitalità che è meravigliosa, sindaco. Beh, innanzitutto Castelfranco Veneto è una cittadina meravigliosa per i suoi trascorsi storici, per la sua cultura, vivacità, anche socio-economica. E quindi è nel DNA dei nostri cittadini essere accoglienti, proprio perché siamo abituati a scenari mutevoli, variabili nei comportamenti, nelle vicissitudini anche storiche che hanno interessato i nostri territori. Quindi è una cittadina aperta, e quindi l'auspicio perché più cittadini possibili possano apprezzare le nostre bellezze e la cordialità dei nostri cittadini. Ora, io sono convinto che le bellezze sono un aspetto naturalmente fondamentale per un luogo, ma quando le bellezze vengono associate anche a un'ospitalità, a un sorriso e all'accoglienza che veramente ho respirato e ho provato in questo periodo di soggiorno, è un binomio che fa veramente un successo incredibile. Grazie sindaco, come avete capito, come abbiamo già annunciato, parte dedicata a Castelfranco Veneto, quindi ripercorriamo una piccola parte del nostro viaggio. Io per iniziare questo viaggio alla scoperta di Castelfranco Veneto ho il piacere di avere qui al mio fianco Giancarlo Saran, assessore alla cultura e al turismo. La nostra domanda di rito, assessore, noi quando andiamo in una nuova località per scoprire, chiedo sempre alla persona che mi accoglie da questo punto di vista, naturalmente io la ringrazio. Perché un nostro telespettatore deve scegliere Castelfranco Veneto per passare qualche giorno di vacanza o per un'escursione fuori porto? Perché Castelfranco ha delle unicità che vanno scoperte, conosciuta all'inizio come città murata fino a metà del Novecento, poi grazie alla incredibile mostra sul 500° del Giorgione ormai è definita come città del Giorgione. Però in realtà forse pochi sanno che Castelfranco Veneto è uno dei pochi luoghi che può vantare una serie di eccellenze sparse nei secoli dello scorso millennio. Quindi abbiamo l'eccellenza medievale, vale a dire queste mura che abbiamo dietro di noi, abbiamo l'eccellenza rinascimentale di un Giorgione che non ha certo bisogno di presentazioni, anche se qua ci saluta senza il pennellone, che è scomparso in Storia da Tregenda tempo fa. E poi però anche è una città che ha importanti testimonianze illuministiche, tanto ne è prova il teatro accademico, e poi anche abbiamo un'eccellenza dell'età romantica che è il compendio di Parco e Villa Revedin Bolasco. Ricordo che il Parco Bolasco, 8 ettari, è uno dei parchi storici più importanti del nord Italia. Sì, assessore, io veramente sono rimasto a bocca aperta. Naturalmente noi quando arriviamo nella località facciamo subito un piccolo sopralluogo per decidere. Qui veramente non sapevamo cosa fare per scegliere i luoghi da proporre, e quindi dico già subito, prima di iniziare il nostro viaggio, assessore, che noi sicuramente questo vuole essere un piccolo assaggio per tutti i nostri telespettatori, perché è un luogo che dà veramente molti spunti da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale. Poi tra l'altro in questa è una zona che si mangia benissimo. Sì, questa è una zona dove si mangia bene. Ricordo però un inciso che è molto importante per inquadrare Castelfranco in un suo contesto più completo, vale a dire che è uno dei 3 luoghi che permettono di avere un collegamento ferroviario molto comodo con Venezia, perché a parte Treviso, Padova, Castelfranco è il luogo ideale per collegarsi a Venezia. Tutti sappiamo che a Venezia è facile entrare ma è difficile uscire. C'è un turismo delle città d'arte che sempre più sta valorizzando l'entroterra, va a vedere Venezia come è meglio comodo, quindi in treno è la forma più efficace, e poi nell'entroterra può permettersi di vedere tutto il resto. Torno all'eno gastronomico, che è importante. Forse pochi sanno che la regione del Veneto è la prima per turismo inteso in senso generale, ma è la terza per il turismo enogastronomico. Sempre di più
il turismo enogastronomico fa la differenza per scegliere una meta piuttosto che l'altra. Quindi ricordo che Castelfranco Veneto ha queste diverse eccellenze di cui abbiamo appena parlato, però anche a Castelfranco Veneto e nella Castellana in generale si può mangiare bene durante tutto l'arco dell'anno, perché è vero che siamo terreno di produzione del radicchio variegato di Castelfranco, che poi è gemellato col radicchio rosso di Treviso, ma qui c'è una importante tradizione di consumo sia dell'asparago che dei funghi. Quindi è una meta ideale per un weekend delle città d'arte, per un weekend alla scoperta del territorio, per un weekend alla scoperta della nostra millenaria civiltà che si esprime come poche qui a Castelfranco Veneto. Troviamo all'interno delle mura di Castelfranco Veneto, al mio fianco Silvia Benetton del Museo Casa Giorgione. Alle nostre spalle, tra l'altro, Silvia, abbiamo il bellissimo Duomo di Castelfranco. Sì, il Duomo di Castelfranco, che è stato costruito su progetto di Francesco Maria Preti a metà del Settecento e che ospita al suo interno la famosa Palla di Castelfranco di Giorgione, il nostro pittore. Che tra l'altro è uno dei gioielli proprio che si possono vedere e visitare qui a Castelfranco. Io direi a questo punto di andarla a scoprire assieme. Siamo all'interno del Duomo di Castelfranco, lo potete già ammirare alle nostre spalle questo, possiamo dire, capolavoro. Sì, sicuramente. La Palla del Giorgione è una delle opere più celebri del nostro pittore e tra l'altro si trova ancora oggi nella sua collocazione originaria. Giorgione utilizza una tecnica particolare, la cosiddetta pittura tonale, che permette tra l'altro di dare effetti di luce e ombra al colore con effetti di straordinario realismo, come si può notare tra l'altro dal mantello della Vergine di un rosso così vivo, e utilizza un particolare iconografico importantissimo, utilizza come sfondo scenografico il paesaggio. E questo permette di avvolgere le figure della Madonna e dei Santi in una luce atmosferica molto calda. Tra l'altro questo ci ricorda anche il rinnovato interesse per la natura che si poteva respirare nel clima culturale di quegli anni e manifesta il legame con tutto l'entourage di Caterina Cornaro, a cui tra l'altro apparteneva anche Tuzio Costanzo, che è il committente della Pala. Non a caso un sarcofago di porfido rosso è al centro dell'opera e ci ricorda la morte del figlio del committente. Lo stemma della famiglia Costanzo vuole infine sottolineare l'alta dignità di questa famiglia.
in questa puntata che abbiamo voluto, specialmente in questa seconda parte, dedicare a Castelfranco Veneto. Tra l'altro in questo teatro, che è il teatro accademico di Castelfranco, io non potevo, per chiudere, per dare i saluti e un arrivederci, perché l'ho promesso sia alle persone del consorzio turistico, sia al sindaco, all'assessore, lo prometto anche a lei. Devo tornare da queste parti perché fare una puntata non è assolutamente... Abbiamo fatto solo un piccolo assaggio, abbiamo fatto una cosa molto veloce. Però abbiamo il direttore del conservatorio, il professor Paolo Troncon. Siamo in un tempio della musica, in un teatro che è veramente un gioiello. 2 battute sul rapporto appunto fra Castelfranco Veneto e la musica. Castelfranco ha questo conservatorio Steffani, sono 500 studenti che vengono da tutta Italia, anche dall'estero. E questi studenti e i loro professori, naturalmente, oltre che insegnare la musica, anche la eseguono, quindi questo teatro ospita numerose produzioni che possono essere sinfoniche, cameristiche, ma anche di musica jazz, di musica non classica, e quindi vivacizziamo questo spazio e rendiamo la città ancora più bella e attraente, perché sicuramente la cultura non è solo un hobby, un passatempo, ma è un modo anche per creare economia, è un modo anche per creare un'attenzione verso questi gioielli che ci invidiano in tutto il mondo. Grazie mille e complimenti. Per noi è arrivato il momento dei saluti. Come vi dicevamo, si conclude con questa puntata questo nostro periodo di permanenza a Treviso, ma un semplice arrivederci nelle prossime, non dico prossime settimane, però nei prossimi mesi sicuramente torneremo. Voglio veramente ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con noi, voglio ringraziare il Consorzio Marca Treviso per la grande ospitalità che ha curato con noi la parte organizzativa, naturalmente però anche la parte logistica e di ospitalità. Grazie, 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 un arrivederci. L'appuntamento con noi con altri luoghi nel nord-est, quindi fra Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, sarà per la settimana prossima. Non vi svelo ancora dove andremo perché voglio farvi una piccola sorpresa, quindi l'appuntamento con noi era fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.